Beh, innanzitutto auguri di buon anno a tutti i cittadini e ovviamente agli organi di stampa. Questa è stata anche l'occasione per fare il punto rispetto ad alcuni interventi che stanno cambiando profondamente la città, al di là dell'aspetto infrastrutturale che sta prendendo sempre più forma, penso alle stazioni, penso all'ingresso in città di Largo Fraiano, penso alla caserma. Questi interventi infrastrutturali serviranno a migliorare la qualità della vita dei singoli cittadini e quindi la quotidianità. Quando pensiamo a un intervento come la caserma con 7.000-8.000 metri quadrati a disposizione per giovani, pensiamo a un miglioramento significativo della vita dei giovani della nostra città, del nostro territorio, universitario e non universitario. Quando si pensa alla conclusione di un intervento come la rotatoria di Largo Flaiano, si pensa a come migliorerà la vita dei cittadini che abitualmente transitano in quella parte di città. Quando si pensa a come potenziare una serie di servizi scolastici, si guarda con attenzione alle famiglie e alle esigenze di tutta una serie di servizi ulteriori che dobbiamo e vogliamo garantire per far vivere meglio i nostri bambini, ma anche ovviamente le varie famiglie. E quindi tante iniziative che saranno ancora più significative grazie all'attuazione completa delle tante risorse del PNRR che, come sapete, la città di Varese sta terminando le progettazioni, in alcuni casi sono partiti già i lavori e i cantieri e troveranno completamento nel prossimo triennio.